Siamo con Massimo Pin della segreteria provinciale di Rifondazione Comunista qui a Portogruaro. Scendiamo a livello regionale. C'è alcuni progetti presentati dalla Lega Nord in Regione Veneto che introducono criteri di precedenza nell'accesso ai servizi sociali, soprattutto nell'assegnazione di alloggi popolari a coloro che sono residenti in Veneto da almeno 15 anni. La vostra opinione su questi progetti di legge? Questi progetti di legge del prima il Veneto e prima i Veneti lasciano lo spazio che trova. Io sono dell'idea che innanzitutto quello che può essere, diciamo, il metodo di giudizio per come si può definire il metodo di giudizio per consentire a una persona di avere o meno un alloggio non debba essere, diciamo, la sua patente di veneticità, ma bensì il reale bisogno che hanno gli individui, perché siamo tutti uguali a differenza della provenienza o del colore. Però posso portarti un esempio per capirci? Io ho un'amica che lavora in fabbrica, è divorziata e ha un figlio a carico. Lei ha fatto più volte domanda per avere una casa di popolare, no? Però quando lei si è rivolta agli uffici competenti, le hanno risposto che può tranquillamente rinunciarvi perché sarà sempre scavalcata da famiglie di provenienza extracomunitaria che hanno più figli. Allora la mia domanda è questa: non ritieni che una proposta del genere avanzata dalla Lega Nord raccolga il consenso anche di questa lavoratrice? È chiaro, questa proposta è stata avanzata meramente con una finalità populistica e quella è la finalità con cui vengono avanzate questo tipo, appunto, di proposte, quello di riuscire a far breccia tra una classe lavoratrice o comunque la classe meno abbiente che non riesce più a riconoscersi come classe, ma appunto inserisce dentro quelle che sono le miserie umane, in fin dei conti, che la dividono al suo interno. È il famoso concetto del dividere et impera, e qui la Lega è riuscita a trionfare su questo. Perché la Lega fa leva non tanto sulla differenza di classe ma sul fatto dell'appartenenza del territorio, questo è un punto di leva. E fomentando, alimentando anche idee xenofobe, razzistiche.